Buongiorno Italia. E ora, essendo che singano le sensavose perché ha raffreddore, mi presento me e faccio il posto suo, faccio tutto me in teoria, che ha detto Luca, va a fare tutto me. Mi domando e mi rispondo. E adesso vi presento tutte le modifiche che è stato fatto sul camper dopo il video che ha fatto Yuri su a Tremonti. È stato cambiato un po', ha fatto un po' di modifiche al camper. Causa una piccola infiltrazione avuta dal proprietario vecchio, è stato rifatto tutto il fondo. Ho fatto fare un po' di preventivi in giro da un po' di gente, però gli domandavano una botta di skate e ora ho pensato di farmi un me. E questo è il risultato. E ora, dall'ultima volta che avevo visto il camper, che ho visto KT, era in teoria con tutti i mobili originali. Dopo che è stato fatto il pavimento nuovo, che prima era un pavimento da 3 cm con l'isolante e i murai di legno, adesso è un pavimento da 8 cm con murai sempre in legno, però da 4,5, con l'isolante stiro non più il tradizionale polistirolo che viene dentro. Quindi è stato smontato tutto il camper, è stato tolto la cellula dal forno, dal telaio, è stato verniciato il telaio, grattandolo bene con i bambini, e dato su l'antirugine e il colore grigio del telaio. E dopo ben venuto mi ho fatto tutto il pavimento nuovo, che sarebbe 9 mm di multistrato marino sotto, trattato a catramina, 2 mani, dopo che sei i murai dentro da 4 cm x 3, trattai sempre col il flatting marino, che è un prodotto apposta perché non si assorbe l'acqua, e dopo che ne un altro strato sopra, sempre da 9 mm di multistrato sempre marino, che sarebbe il legno pressato. E qua scusa che ho rifatto tutto, ho pensato anche di rifare tutti i mobili nuovi, quindi non viene più i mobili di truccio, ma che se tutti i mobili in legno massiccio. Prima era mobili con il truccio esterno interno, con una paretina di polistirolo all'interno. Adesso invece se tutti i mobili in legno massiccio. Quindi il bagno è stato fatto con legno da 1,6 cm e l'armadio è stato fatto con 1,2 cm, più ho rinforzato tutte le porte e tutta la struttura mettendo dei murai sempre tagliati da me, serie murali, serie di sostegni e il risultato è questo. Il bagno è quello che viene fuori meglio, e anche la cucina è stata rifatta, tutte parete, cucina, mobili, bagno, cassetti. Eliminazione della stufa, non c'è più, al posto della stufa c'è un mega armadio. Da sotto fin sopra tutto armadio. Perché ha messo il cinesasto, diciamo, no? E bagno, piatto doccia nuovo, la mia rigata bianca. Vadi. Guarda che robette. Bello, tutta parete in legno. Così, figo. No? Sì, metti a fuoco macchinetta. Tutto trattato col flatting. Te poi l'inzupparlo in l'acqua che resta sempre così. Falta anche il mobiletto sopra nuovo. Guarda il tetto. Storiazze. E pareti tutte quanti in legno, e anche qui al bagno è doppia proprio, doppio spessore di legno da 1,6 cm. E quando ho cominciato a fare il lavoro del pavimento, ho pensato bene di fare anche tutti i mobili nuovi perché era un po' rovinai. Ho fatto anche i dinette tutte quante, mettendo tutto il legno nuovo. সূর্যাস্ত বাংলা তবু জাগে ধুলোয় চিন্তা সব মিলিয়ে যায় হাতে হাত সারা রাত আলোয় ভরে যাক হাতে হাত সারা রাত আলোয় ভরে যাক
কত কথার ভেসে আসে রাতের তারা দেখে চোখ আলোয় ভরে যাক চোখের তারার কাছে রাতে কালো মুছে যাক ও ও বাংলা ঘুমোয় না বাংলা ঘুমোয় না Sì, non era tanto bello da vedere lo smotato come che era, perché è proprio misero come allestimento, come roba. Comunque adesso rinforzato così, non ha nessun problema. Fatto in casa, c'è tutta un'altra roba è fatta da fabbrica. Ho messo tutto il mio tempo, che sono stato un po' di più, però i risultati si vede. Una cagota via, manco dentro non si muove il camper, sta fermo. Noi fa tic toc, che cigue. E anche perché ti puoi caricare quello che ti vuoi adesso. Di sicuro non cede. Scusa, mi sei messo di mangiare, comunque credo che ho da salutarvi perché lui si sa voce. Ciao a tutti quanti, ciao Italia.